Oggi parleremo di un aspetto fondamentale quando produciamo contenuti che siano fotografia o video, ossia che cos'è l'istogramma. Ma prima di iniziare, se non mi conosci, mi chiamo Andrea, parlo di fotografia, video, comunicazione. Se ti piacciono questi argomenti, chiaramente ti invito ad iscriverti al canale e metterci un bel like, così aiutiamo anche l'algoritmo di YouTube per far crescere questo tipo di contenuti. Dovete capire che quando produciamo contenuti, che siano fotografie e video, l'unica maniera per capire quello che effettivamente stiamo riprendendo è tramite uno schermo, il display della nostra reflex o della nostra mirrorless o del nostro smartphone. Quindi l'unica maniera per capire la realtà, quello che la nostra fotocamera in questo caso qui sta appunto riprendendo, è tramite appunto il display. Non è detto che sia proprio perfetto, perché magari potrebbe avere un contrasto mediocre, potrebbe avere i colori anche un pochino sfalsati, ma soprattutto potrebbe avere un'illuminazione molto sparata, quindi un'illuminazione molto forte, che ad esempio fa distorcere appunto l'effettivo file che stiamo producendo. Questa cosa qua accade molto spesso nelle fasce entry level, per cui se avete delle fotocamere o delle videocamere di basso livello, di solito giustamente per risparmiare i vari brand vanno ad intaccare la qualità delle cose non assolutamente necessarie. Di solito appunto quindi gli schermi sono una delle prime cose che vanno ad intaccare dal punto di vista qualitativo. Se noi capiamo quello che stiamo riprendendo e la qualità della nostra ripresa, quindi se la nostra immagine è sovraesposta, sottoesposta appunto tramite uno schermo e questo schermo qua non è efficace al 100%, capite che c'è un problema di base che potrebbe dare brutte sorprese. In verità capita anche a tutti, è capitato anche a me, scatti delle fotografie, le guardi sullo schermo, sembrano correttamente esposte, le trasferisci dopo sul computer e magari ti accorgi che sono sovraesposte. Ecco, questa cosa qua è il riassunto perfetto di quello che potrebbe capitare appunto se non ci affidiamo a degli strumenti un pochino più evoluti come appunto l'istogramma. L'istogramma è abbastanza facile da capire, però è facile ma al tempo stesso è sottovalutato dalla maggior parte degli utenti, che di solito appunto si affida solo al display. Quindi che cos'è l'istogramma? L'istogramma è una distribuzione delle informazioni che la nostra fotocamera sta recependo, distribuite appunto su un piccolo grafico. Questo grafico in pratica va a raccontare come sono distribuite le nostre informazioni, se e come sono distribuite appunto nella zona d'ombra, nei toni medi e nei toni più luminosi. Facciamo prima e meglio secondo me se lo vediamo un attimo su un programma di editing tipo Lightroom. Spostiamoci un attimo qua, io ho già aperto il mio buon Lightroom, se non registro tra l'altro non vedete niente, ero in Toscana tra l'altro per chi non c'è stato, è un posto bellissimo dal punto di vista fotografico, dal punto paesaggistico da fotografare. Se fate caso a destra appunto abbiamo un istogramma, la fotografia in questo caso qua vedete è correttamente esposta, quindi sia i toni intermedi che i toni più scuri, che i toni appunto più luminosi, quindi le zone più illuminate della fotografia, comunque sono tutte leggibili. Quando parliamo di luci e ombre, voi dovete capire che la fotocamera in verità interpreta i bianchi e i neri, quindi la presenza totale del bianco per la fotocamera è la presenza massima di luce, la presenza di nero invece è la presenza appunto di ombra. Di solito si cerca di avere l'immagine né troppo esposta, quindi i bianchi appunto non devono essere bianchi troppo ricchi, ma soprattutto i neri, le ombre appunto non devono essere neri completamente, ma appunto devono essere dei grigini, in modo che siano facilmente anche recuperabili in post produzione. Tornando alla nostra fotografia, appunto questa è un'immagine corretta dal punto di vista dell'esposizione, appunto perché sono leggibili sia le zone d'ombra che le zone luminose. Mettiamo però il caso che voi appunto state scattando all'aria aperta e sul vostro schermo praticamente non sia facilmente riconoscibile se l'immagine è sovraesposta o sottoesposta, perché se ad esempio siete in piena luce o in una zona d'ombra magari appunto potreste avere difficoltà a capire tramite il monitor se stiamo scattando in maniera corretta. Una cosa che potreste notare ad esempio è l'istogramma spostato verso sinistra. Cosa significa? Se fate caso, rispetto a prima l'immagine non è più esposta correttamente, ma tende molto di più al nero, ossia i neri sono molto più ricchi e potrebbe essere anche giustificato da loro, perché in questo caso qua era il tramonto, però appunto vedete, e avendo le informazioni più spostate verso la sinistra significa che noi stiamo perdendo delle informazioni che avevamo
recuperato appunto tramite il nostro sensore, e in questo caso qua l'immagine era sottoesposta, per cui una produzione di questo tipo di immagine con questo tipo di istogramma appunto dà un risultato che in gergo tecnico si dice un'immagine sottoesposta. A meno che appunto questa cosa qua non ci piaccia dal punto di vista stilistico, noi questa immagine la dovremo poi andare a correggere in esposizione, quindi aumentando le esposizioni in post produzione. Però è chiaro che se scattiamo già in maniera corretta migliora tantissimo appunto la nostra fotografia e il nostro scatto. Il verso invece contrario è che potremmo ottenere questo tipo di istogramma. Quando otteniamo questo istogramma significa che la nostra immagine è sovraesposta. Sovraesposto cosa significa? Che appunto ci sono molti toni bianchi, quindi toni luminosi, che appunto appaiono bruciati, ossia abbiamo un bianco ricco. Se fate caso, sempre sotto l'istogramma vedete quel RGB 98, 96, 95, significa che è quasi un bianco puro, e questa cosa qua praticamente significa che questa immagine qua è molto sovraesposta. Oltre a non essere bella dal punto di vista estetico, questo fa sì appunto che la nostra immagine risulta sovraesposta e un po' bruciacchiata su quelli che sono i toni chiari. Ecco, il mio consiglio è: in fase di scatto dobbiamo avere di solito un istogramma che distribuisce in maniera uniforme quelle che sono le informazioni. Di solito si cerca una buona curva, ossia una distribuzione, come possiamo vedere in questo caso qua, di tutte le informazioni all'interno del nostro istogramma, per evitare di avere zone bruciate a destra e zone troppo sottoesposte a sinistra. Come vedete in questo caso qua ho un piccolo picco che molto probabilmente è dato dai toni neri dell'albero. Se vogliamo essere sicuri che questi non siano neri ricchi ma appunto delle ombre comunque leggibili, basta stare leggermente a destra, quindi in questo caso qua trascino, e fare questo piccolo spazietto per recuperare subito quelle che sono le ombre. Spero che queste informazioni siano utili, specialmente in fase di scatto e in fase di ripresa. Avere un buon istogramma ti permette di fare delle correzioni molto più mirate e di avere già un file pronto per essere editato in maniera corretta. Viceversa, se stiamo scattando delle immagini o scattando delle riprese che sono già sottoesposte o sovraesposte, potremmo avere dei problemi in fase di editing, appunto perché dovremo prima recuperare questo problema e poi andare a appunto correggere la nostra immagine secondo i nostri gusti. L'ultima cosa, quando utilizziamo l'istogramma noi stiamo utilizzando una tecnica molto più scientifica che si distacca appunto da quello che potrebbe essere il nostro gusto e soprattutto si distacca da quello che potrebbe essere la resa effettiva del nostro display, per cui utilizzare l'istogramma in fase di shooting è un ottimo metodo per evitare errori e soprattutto per avere un'immagine qualitativamente interessante da utilizzare dopo in post produzione. Se ti è piaciuto questo contenuto, chiaramente mettici un like, se hai qualche dubbio scrivimi pure qua sotto e ci vediamo al prossimo video.